Eccoci qua, buon pomeriggio. Anche oggi è il secondo giorno dell'avvento. Oggi abbiamo scelto un mantra il più spirituale, il più guru di tutti i 24, subito al secondo giorno. Perché? Perché questa mattina ne ho realizzato uno anche e non a caso una persona di Pescara con la quale ho avuto un colloquio giusto 2 giorni fa, credo, lunedì, sì. La persona è tuttora tutta ben, come si posso dire, tutta ben inquadrata con il suo lavoro, con le sue storie, con tutta la sua gioia, no? Ma ci sono dei ma e non si capisce perché ci sono questi ma. Perché non vado bene, perché di su, perché di giù, non sono mai contenta, c'è sempre qualcosa che non mi funziona, ci sono delle incomprensioni con me stessa, bla 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 bla, eccetera, 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 eccetera. Bon. Io, insomma, dopo credo un quarto d'ora di questa simpatica conversazione, alla fine ho cercato di trasmettergli un semplice consiglio, no? Come faccio sempre con tutti. Quello che faccio è non dare delle ricette magiche, ma semplicemente dei semplici consigli. E quello che faccio poi è il mantra personale. E cioè questa persona che, faccio un esempio chiaramente, si trovava sempre ogni giorno a doversi riattivare per poter ritrovare sempre il suo splendido sorriso, e gli ho detto, guarda, fai una cosa, eh, anima l'anima. Questo è il My Mantra Guru che indosserà questa nostra amica, cara amica comune di tutti, di questa tribù di My Mantra Tribe come la chiamo io, a breve. Che cosa succede con questo anima l'anima? Cavolo, è semplicemente come nella definizione che abbiamo dato nella descrizione della pagina, l'anima è una parte vitale e spirituale della persona. Quindi dico, se l'anima fa parte di noi, anzi siamo noi stessi, e la vediamo un po' gni, non la sentiamo gni, non la sentiamo happy, non la sentiamo con la velocità che dovrebbe avere nella reazione della infelicità apparente. E, quello che dovremmo, perché sai, fanno presto le persone a dire devi toglierti dal divano, devi toglierti dalla zona comfort, insomma, dall'altra parte ci sono persone che già è molto se si rendono conto che sono un po' incupite, come sono stato io per anni e anni e anni e anni. Già troviamo anche gli strumenti per poterlo fare. Ecco, per animare l'anima, il consiglio è quello di prenderti cura di lei, innanzitutto, accarezzarla, amarla, volergli bene e creare delle azioni creative proprio, no? Come, che so, inondarla di colori, inondarla di amore, inondarla di gentilezza, inondarla di brava, buona, gentile, dargli l'opportunità di essere la tua anima gentile e amorosa. Ecco, questo è quello che mi sento di dire oggi. Quindi il mantra di oggi è: tieni la tua anima gentile nella gentilezza e in amore. Tieni la tua anima nella gentilezza e in amore. Dagli questa grande possibilità. Non incomparla mai, perché è la tua grande complice, è per questo. Quindi il mio mantra di oggi è anima l'anima e lo vorrei, adesso voi non lo vedete bene, ho inciso anima l'anima con la L e la A senza l'apostrofo, e assieme a voi
in diretta. Ci centriamo un attimo. Mi dispiace, perdonami, ti amo, grazie. Sapete che io realizzo sempre i My Mantra con la meditazione dell'Ho'oponopono in maniera tale che sia completamente pulito. Anima l'anima. Mi dispiace, perdonami, ti amo, grazie. E voilà. Allora, anima l'anima, questo è il mantra, il My Mantra che andrà, credo, a Pescara a breve, in questi giorni. Io vi ringrazio tantissimo, ci vediamo domani alle ore 15, ma nel frattempo centratevi, prendetevi 3 minuti nelle 18 ore di veglia, di sveglia, insomma, 3 minuti, centratevi e date alla vostra anima gentilezza e amore. Ciao a tutti, a domani. Pop.